Via banconi e panche, via scrivanie e computer, quando il municipio diventa un ambulatorio per le visite di prevenzione al tumore al seno. Porte aperte del Palazzo Comunale questa mattina a Chiarano e grande afflusso di donne che hanno voluto approfittare della possibilità di farsi visitare dall'equipe della Breast Unit dell'ospedale di Vittorio Veneto. La risposta è stata molto alta, abbiamo riempito tutta la giornata con oltre 30 visite, ma soprattutto c'è molto interesse da parte delle giovani donne a capire quali sono gli schemi per la prevenzione precoce. Ho ceduto la mia sala giunta, ho ceduto un ufficio adibito ai tributi, per cui sì, e c'è stata la collaborazione un po' di tutti, voglio dire, anche di così prestarsi a dare il proprio ufficio per questa bella cosa, per cui sì, contenta e orgogliosa. L'iniziativa è dell'associazione Amiche per la Pelle, che si sta impegnando nel territorio dello Pitergino Mottense per diffondere la cultura della prevenzione soprattutto tra le giovani donne, quelle che ancora non rientrano nei programmi di screening previsti per le over 50. Bisogna fare prevenzione, ragazze, perché purtroppo è l'unica arma che abbiamo e sicuramente vediamo che l'età si sta sempre più abbassando, però si guarisce sempre di più. L'unico modo che abbiamo per superare, per star bene, per guarire è arrivare presto. E a breve le visite, che verranno estese ai comuni guidati da donne del comprensorio, saranno ancora più approfondite con un ecografo portatile che verrà acquistato grazie alla donazione di 3 aziende del territorio.